Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui. Oggi continuiamo a giocare con l'account Mosse Divertenti. Di nuovo metto come parametri meno infinito più infinito. Speriamo che ci capiti un avversario forte, ci permetta di giocare una partita combattiva, lo decide il destino. Vediamo chi sarà. Se sarà un giocatore di un livello altissimo, se sarà un giocatore ok. Mi dispiace, ma questa partita forse magari dovrò mettere. Sto cercando di fare un elo crescente, ehm, però forse dovrei mettere le impostazioni elo fuori dal casuale. Ok, vediamo comunque questa partita. Abbiamo giocato i 4 e 5, cavallo F3. E a questo punto giochiamo una difesa che si chiama difesa russa o difesa Petrov, cavallo F6. A questo punto, dopo cavallo per E5, questo ho conosciuto, prima non sapevo che esistesse il gambetto Stafford, che c'è molta gente che lo gioca, ma ne approfitto per sconsigliarlo perché non credo che sia corretto. E giochiamo di 6, giochiamo la difesa russa normale, di cui non conosco la teoria, ma so solo che, ok, per ora, ok, di 3, cavallo F6, ora l'avversario ha scelto di cacciarci il cavallo, in realtà nella difesa russa è meglio giocare di 4 direttamente perché questo cavallo sembra attivo, ma in realtà il bianco può approfittarne per guadagnare tempi. Ok, alfiere G5, ora non so se bisogna fare alfiere G5, ma noi giochiamo alfiere 7 e poi arrocchiamo. E l'avversario ha giocato donna di 2. A questo punto, ok, prendiamo il centro, possiamo giocare di 5 a questo punto. E l'avversario a questo punto ha appena arroccato, noi giochiamo, ok, noi possiamo prendere ancora più centro e giocare C5, a questo punto vogliamo giocare cavallo C6, volendo terminiamo lo sviluppo e gli tiriamo addosso i pedoni con A6 e B5, una posizione con arrocchi contrapposti, per cavallo C6, imperativo terminare lo sviluppo. A questo punto il piano potrebbe essere quello di creare un attacco pedonale, in inglese si chiama con un nome molto evocativo Pawn Storm, tempesta di pedoni, a 6 B5 B4. E un'altra idea molto interessante che potremmo sperimentare in questa partita è giocare B5 con l'idea B4, sacrificando un pedone. Perché sacrificando un pedone? Perché non è male anche dare del materiale per aprire le colonne nell'ala in cui si può attaccare, ok, come eccezione al principio appunto del materialismo. Proviamo quindi a giocare B5, anche se diciamo che forse in una partita da torneo normale mi sarei astenuto da questa mossa, ma eh, se riusciamo, ok, l'avversario sta giocando anche lui per l'attacco, appunto questa è una corsa, questa è una gara di corsa, chi arriva primo ha più possibilità appunto di vincere. Ok, l'avversario ha giocato cavallo e 2, a questo punto potrebbe essere interessante, potrebbe essere promettente giocare donna a 5 per attaccare il pedone in A2. Un'altra idea potrebbe essere giocare a 5 a 4 e provare a tirare i pedoni contro la suola di re. Donna a 5 può giocare re B1, quindi giochiamo a 5 con l'idea di continuare a 4, con A4. Vediamo se questo tipo di attacco darà i suoi frutti. Che l'avversario ha giocato G4, sta giocando nel nostro stesso stile, ovvero è disposto anche a sacrificare materiale pur di continuare con la sua iniziativa. E a questo punto sarei molto tentato di catturare il pedone, perché come abbiamo detto più volte un pedone è un pedone. Potrei anche catturare di alfiere per minacciare il cavallo e guadagnare tempi. Allora se continuassi con l'attacco lui catturerebbe in F6 e su alfiere per F6 continuerebbe con G5, provando a dare fastidio. Si potrebbe anche lasciarlo fare. Effettivamente mi sta venendo un'idea, di cui forse potremmo pentirci, che è continuare con A4. Se lui gioca alfiere per e G5, l'idea sarebbe continuare a sacrificare un pezzo con A3. No, non riesco a calcolare bene le conseguenze di questo sacrificio, ma penso che possa essere promettente. Diciamo che non sto giocando in modo molto scientifico, anche perché diciamo che ok, allora io penso che la partita è sempre aperta a tutto, però diciamo che statisticamente la differenza di elo dovrebbe permettermi di ottenere
un buon risultato anche se rischio un po', e quindi mi prendo, diciamo, perché non perché sia da sottovalutare l'avversario, ma perché statisticamente è più probabile che commetta degli errori. È una cosa statistica, cioè non è che se faccio 1 milione di partite vinco 1 milione di partite, però ne dovrei vincere la maggioranza. Quindi sto rischiando più del dovuto perché forse avrei dovuto catturare in G4, che lui ha giocato H6. Sto pensando di giocare a 3, però prima voglio assolutamente chiudere questa colonna per evitare qualsiasi rischio, perché se ci prende in G7 poi potrebbe aprire la colonna. È che ora vorrei giocare volendo A3 oppure B3, con conseguenze molto molto promettenti. Se lui dà l'alfiere, gioca alfiere per, l'alfiere si sviluppa su questa diagonale e potrebbe fare dei danni contro il suo re, soprattutto sull'attacco sulle case nere. Ok, un altro modo potrebbe, per provare a rompere, potrebbe essere giocare B3 anziché A3. Anche sta mossa B3 potrebbe essere molto interessante. E niente, adesso sto provando a indovinare la sua mossa perché non so bene cosa possa fare, perché sembra che la posizione del bianco non abbia... ok, cavallo G3 a questo punto sta mettendo molti pezzi lungo la colonna G, che tra l'altro difficilmente si aprirà. Questo mi fa pensare che pur trattandosi di un rischio potrei catturare in G4. C'è anche da dire che se catturo in G4 lui potrebbe catturare in E7, donna per E7, giocare donna F4 cercando di dare fastidio. Questo potrebbe essere un sacrificio di qualità molto molto promettente per lui ed è una cosa che mi piacerebbe evitare. Quindi stavo pensando anche di giocare alfiere E6 per provare a tappare la colonna. Anche tappare la colonna potrebbe essere un'idea da non sottovalutare. Un'altra idea è giocare cavallo per G4 e disfarsi di qualunque tipo di giocatura. Questa è un'idea che più la vedo più sembra attraente, e diciamo che non, non si capisce bene perché non bisognerebbe giocarla. Sono sinceramente molto molto tentato. Allora, su cavallo per G4, se cattura in E7, noi catturiamo in E7. Ma sì, non vedendo difetti, forse quasi quasi la giocherei. Vediamo ancora un attimo. Allora, potrei giocare alfiere per G4. Se gioco alfiere per G4, lui cattura in E7. Donna per A7, ok, su donna F4 potrei giocare anche alfiere per F3 e poi minaccerei di entrare, minaccerei matto in D1, quindi ok, qua vedete come ho perso moltissimo tempo perché non ho visto un dettaglio tattico. Io ero preoccupato dal sacrificio preso donna F4. Ora, se non vado errato, ok, ho giocato donna F4 subito. Comunque questo sacrificio non dovrebbe funzionare perché ora catturo in F3. Ok, se lui avesse catturato in E7, donna per E7 e alfiere per F6 avrebbe avuto matto in E1, era il dettaglio che mi era sfuggito. E a questo punto diciamo che attivando il mio cavallo dovrei avere un vantaggio. Cavallo di 4, il cavallo potrebbe anche andare in E6 per cacciare l'alfiere che sta dando alquanto fastidio. E ora la posizione nera sembra essere assai promettente perché se non riesce a sferrare nessun tipo di attacco, il materiale in meno, il materiale in più per me, il materiale in meno per lui dovrebbe riuscire a farsi sentire. Quindi a questo punto, dopo cavallo di 4, mi aspetto che lui giochi donna e3, su donna e3 potrei giocare cavallo e6, e sì, diciamo che la situazione non dovrebbe essere rosea per il bianco. Donna e3, cavallo e6, ok, ha giocato donna f4, a questo punto di nuovo cosa fare? Potrei provare a insistere nell'attacco, ma ora lui ha varie linee aperte. Allora, adesso non minaccia ancora torre per e prendere in F6 perché potrei avere magari un matto in E1 e quindi ciò potrebbe essere un indizio che potrei giocare. Potrei anche continuare con l'attacco con A3 o B3, ma potrei anche semplificare con cavallo E6. Cavallo E6 è diciamo un'idea che mi piace molto perché sarebbe sempre nello stile, no, di evitare rischi non necessari. Un'altra idea
possibile potrebbe essere provare a dare scoperte di cavallo, però in questo momento non ne vedo, non vedendole. Allora, B3 sarebbe un'altra idea molto promettente, però ancora una volta forse potrebbe trattarsi di un rischio eccessivo. Ok, il tempo sta esaurendosi, quindi giochiamo cavallo E6. Purtroppo quando non c'è tempo bisogna giocare di conseguenza. E cavallo E6 cerchiamo. Ora io mi aspetto che lui sacrifichi la qualità e provi a giocare alfiere H3. In questo caso, se non vado errato, potrei giocare cavallo G4 per semplificare attaccando la donna. Se cattura in E7, catturerei in F4, ovvero torre per E6, F per E6, alfiere H3, cavallo G4, alfiere per E7, torre per F4, difendendo il cavallo, alfiere per D8, torre per D8, e la sola cosa che si otterrebbe sarebbe la semplificazione, e una cosa va bene. E d'altro canto, se lui mi lasciasse catturare l'alfiere campo scuro, dovrebbe dire addio a ogni velleità, perché non avrei più problemi di alcun tipo e addirittura cioè, probabilmente potrei anche assumere l'iniziativa. E sì, quindi sì, le prospettive sembrano essere rose per il nero. Dico sembra perché poi non si sa mai. Ok, ha giocato donna H4. A questo punto potrei prendere l'alfiere campo scuro, ma magari prima potrebbe essere. Sì, potrei prenderlo. Sì, potrei prendere l'alfiere campo scuro. Volendo potrei giocare a 3 adesso per provare a indebolire le case nere, ora con l'alfiere campo scuro. Ora provo a vedere se ho una scoperta con cavallo E4 per cercare di infastidirlo. Potrei poi provare a occupare appunto queste caselle, la grande diagonale, la casella in C3. Diciamo che se non commetto errori dovrebbe essere promettente la situazione. Su donna E5 non devo evitare il matto, sarebbe un piccolo dettaglio che diciamo cioè, che sarebbe abbastanza spiacevole perdere in questo modo. A questo punto che giochiamo alfiere G5 per provare a dare fastidio alla donna. E sì, ora ci sono delle belle contromosse. Cavallo per ha giocato, sì, probabilmente non sta reggendo la pressione del tempo, donna per G5 e la posizione dovrebbe essere promettente per il nero, che a questo punto è meglio semplificare. Stavo pensando di provare ad attaccare a questo punto donna F6 e le case scure dovrebbero essere molto promettenti. Sì, donna B2 sembra imparabile. Donna B2 sembra imparabile, a questo punto diamo matto. Ok, vediamo. Sembra che l'avversario aveva giocato abbastanza bene. Vorrei provare a vedere adesso un attimo l'analisi. Ok, cavallo F6, la difesa russa, di cui non sapevo nulla. Che qua ho preso in E4. A questo punto il bianco ha giocato alfiere G5. Ha giocato alfiere E7, non so perché. Dice che H6 era la mossa migliore. Che arrocco. Donna D2, D5. Ok, qua il computer vede con un po' più di spazio. Al computer sarebbe piaciuto giocare. Mi ha giocato cavallo C6, ci sarebbe piaciuto spingere in D4. Ok, H4 a questo punto. Giocato B5, non so se B5. B5 piace al motore, diciamo che continua a preferire D4, non so per quale ragione, forse perché prendo più spazio e il suo cavallo deve passivizzarsi. Però B5 sembra interessante, vediamo cosa sarebbe successo se avesse preso. Io pensavo di giocare torre B8, il computer dice C4, ma su C4 comunque posso giocare A6, attaccare lungo la colonna B, e se non gioca C4, ok, dovrei avere un attacco molto forte, no? Semplicemente potrei giocare donna A5 o meglio alfiere 6, D4, donna A5 o donna B6, no? E la colonna B è un'ottima eccezione del credo nel materiale. A questo punto, dopo H5, ho giocato B4, cavallo E2, A5, provando ad attaccare tutto. Ok, dopo appunto sì, G4 è una mossa che non piace al motore, e a cui non piace nemmeno A4, e consiglia H6. H6 è una mossa che non avrei mai fatto perché magari il mostro di silicio capisce che l'attacco del bianco non funziona, però per mettere un sacrificio di questo tipo, diciamo che ok, occorre coraggio, no? Permettere di sacrificare in H6 perché potrebbe anche essere un sacrificio di lungo termine. Poi magari il nero si difende perfettamente, però non è piacevole da giocare. Ecco qui, ho giocato a 4, il bianco ha giocato a H6, ho giocato G6 per chiudere tutto, e qua sto vedendo una combinazione carina su alfiere per e G5. Io stavo provando, sì, la mia idea era a 3, ottimo, che è all'approvazione del computer, perché su B3 posso giocare alfiere B2 e l'alfiere si installa in una bella casella dove dà fastidio al re. E ok, se riuscissi a cambiare il cavallo in E2 potrei dare uno scacco in C3 forte, non so, sarebbe bello poter fare un paio di mosse di fila per giocare torre per E2 cavallo C3.
in caso di... mi stavo dimenticandomi la variante. Su G5 A3, ecco, quello che stavo cercando di capire se li prendo in F6, se posso prendere in B2, perché su Re B1, spesso, allora, su Re D1 posso promuovere a donna e dovrei vincere. Su Re B1, donna A5 non riesce a difendere il pedone, e non stavo capendo se a questo punto donna A5 riesce a vincere oppure no, perché a questo punto lui sembra che si possa difendere con cavallo C1. Infatti ero molto Maura, il computer con calma dice vede donna per F6, donna per F3, che a me era sfuggita, quindi di nuovo che purtroppo con il computer facciamo tutti la figura del ridicolo, perché sono molte cose che non abbiamo visto. E stavo provando a vedere, e questa era una combinazione che mi ispirava, ma non ero ancora sicuro se fosse buona. Diciamo che, ok, mi piacerebbe dire che magari l'avrei vista, avrei potuto essere, però penso che più del 50% no, mi ero dimenticato che... No, no, non è che mi ero dimenticato, non ho visto che il cavallo in F3 era in presa, perché stavo pensando in modo monocorde a dare matto. A provare a dare matto. Ok, comunque anche se gioco alfiere 7 la posizione non dovrebbe essere male. Infatti sì, anche il computer dice che nero sta comunque bene, perché poi provo a tirare i pezzi contro il suo re. E probabilmente quando uno non vede nulla, perché rischiare tutto in una variante tattica. Ok, dopo H6 ho giocato G6, lui ha giocato cavallo G3. Ecco che qua, quello che dicevo, alfiere per G4, io all'inizio ho paura di torre per donna per e donna F4, con attacco sulle case nere, non vedevo come difendere, però ok, non ho visto alfiere per F3, perché su alfiere per F6 ho donna E1. Donna E1, questa è la mossa che ho tardato molto a vedere. Se avessi visto subito avrei giocato alfiere per G4 lampo, però mi ero totalmente dimenticato di questa possibilità. Dopo G6, quindi niente, dopo G6 alfiere per G4, il sacrificio non è preoccupante, lui ho giocato donna F4, ho giocato presa e cavallo di 4. Io ho giocato donna F4 e qui ho voluto giocare cavallo E6. Forse non so se avevo di meglio. Diciamo che io stavo pensando torre per F per e alfiere H3. Il bianco sacrifica per avere un po' d'attacco. Magari se prende in H6 il re potrebbe soffrire, ma non dovrebbe. Qua stavo pensando se magari potrei giocare cavallo G4, che il computer dice che è un errore, dice che ma continua ad assegnare un vantaggio molto grande al nero. Il motore vede cavallo H5 che sembra forte, però io ho paura che ci fossero delle cose sulla diagonale, io ho paura di qualcosa di questo tipo, ma poi effettivamente mi difendo. Io pensavo di giocare cavallo G4 e dovrebbe andare bene lo stesso, perché su alfiere per E7, torre per F4, alfiere per D8, torre per D8, e qua umanamente mi accontento molto di questo cosa che ho calcolato, perché entro in un finale che dovrebbe essere vinto. Sto anche minacciando di prendere in F2 senza le donne, non posso più prendere matto. Ecco, questa è una differenza tra gli umani e il computer. Questa posizione dovrebbe essere vinta, anche se ci metto 50 mosse e a vincerla qua so che il rischio è molto meno. Se gioco un'altra variante, se provo a giocare un'altra variante anche più precisa con le donne, magari qua con pochi secondi posso prendere matto da chiunque. Dopo alfiere H3, cavallo G4, lui ha catturato... no, chiedo scusa. Dopo donna H4 io ho preso, ecco qua A3, che non è molto approvato dal computer questo colpo, ma a me piaceva. A me piace perché voglio prendere, attaccare lungo la colonna, e se gioca B3 il mio alfiere campo scuro è più forte, cavallo E4, donna E3, a questo punto ho giocato alfiere F6. Su F4 ero indeciso tra varie possibilità, perché pensavo che potrei prendere in G3, su F per G5, cavallo F5 è forte, ok, io dico che è forte, il computer dice che non lo è, e io pensavo fosse forte perché, sì, effettivamente il computer continua a dire con un vantaggio molto grande, perché il cavallo tiene matto, su donna E5, torre 8, e dovrei stare meglio. Ah, il computer prende la torre, è giusto, giusto, c'era la torre in presa, su donna E5 F6, dettagli. Ok, no, ma l'altra cosa che stavo guardando era se funziona donna F6, questa è una cosa curiosa, però penso che donna F6 non l'avrei giocata perché sembra che ho un attacco molto interessante, ma lui dovrebbe riuscire a difendersi, che una delle prese in E4 dovrebbe funzionare, anche cavallo per E4. Sì, cavallo per E4 era quello che mi dava fastidio, su donna B2 scappa, se catturo in F4 inchiodando la donna in presa e quindi così sciupo tutto il vantaggio. Sì, cavallo per G3 probabilmente è la mossa che avrei giocato, non so se avrei preso in H1, sì, potevo prendere e parare il matto, cavallo F5 dovrebbe essere un vantaggio comunque abbastanza grande per vincere in scioltezza.
Dopo, su cavallo per, in caso di donna per, alfiere F6, e ok, lui non ha attacco, anzi addirittura potrei magari creare una batteria e provare a vincere in questo modo. Ok, dopo alfiere G5, eh, ok, cavallo per, donna per, ho giocato a 3, no, sì, dopo alfiere G5, sì, lui ha fatto questo errore, dopo questo errore la partita è finita. Donna F6. Ok, sì, e quello ero vinto. Sì, questa è una partita, è stata una partita con gli arocchi contrapposti, comunque l'avversario ha giocato abbastanza bene e niente, spero davvero di riuscire a capire come sfidare su chess.com. Mi piacerebbe mettere un intervallo di elo, per esempio, sì, forse guardando le impostazioni ce la potrei fare in modo da non sfidare avversari casuali, ma a fare appunto un'escalation di livelli. Comunque spero che la partita sia stata interessante. E ok, ora diciamo che l'elo non è aumentato perché appunto c'era moltissima differenza. Però, ok, pian piano vediamo se, se riesce ad aumentare l'elo dell'account. A presto, allora è stato di nuovo un piacere, grazie. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!